risposte vogliamo dare guardando al futuro? Badate, in questi giorni ci sono state le elezioni in Francia e dopo un po' di ubriacatura nominalistica in cui tutti quanti abbiamo naturalmente, secondo l'atteggiamento politicamente corretto, assunto la nostra posizione a favore o contro i due candidati, noi a favore di un candidato della sinistra e gli altri a favore del candidato della destra, abbiamo, sentendo forse per la prima volta molti di noi il discorso di insediamento del Presidente della Repubblica francese, scoperto che le categorie della politica Sarkozy le ha cambiate. E quindi uno può anche dire che è un uomo di destra, ma non è certamente l'uomo di destra che nella nostra cultura viene evocato quando pensiamo, che so, a Gianfranco Fini. Sarkozy ha fatto un salto, ha messo l'agenda della sua proposta politica con la società francese e ha provato a offrire una risposta che fosse più in sintonia. Noi dobbiamo fare questo sforzo, lo dobbiamo fare nel centro-sinistra, dobbiamo farlo, certo, il manifesto che abbiamo messo insieme non è un Vangelo, non l'abbiamo mai pensato, non è neanche il prodotto finito, sappiamo che in questi prossimi mesi dovremo tutti insieme cercare di lavorare per trovare anche non solo la espressione formale della direzione di marcia nella quale vorremmo portare l'Italia, ma anche di trovare le parole capaci di suscitare una partecipazione non solo nazionale ma anche emotiva. E però quel manifesto è lo sforzo più avanzato di declinare, secondo parole rivolte al futuro, il riformismo come oggi in Italia è possibile, come oggi può essere vincente. E questa sfida ha necessità di una partecipazione che non sia solo dei partiti. Il Partito Democratico è una proposta che si rivolge a tutti gli italiani. La politica oggi non può più parlare soltanto a se stessa, non può più parlare soltanto ai propri aderenti o iscritti. Per essere vincente deve trovare un linguaggio tale da essere ascoltato, non condiviso necessariamente, non è possibile che sia sempre condiviso, perché la politica vuol dire scegliere e scegliere vuol dire avere delle opposizioni e delle resistenze, ma noi dobbiamo trovare il modo di parlare un linguaggio che tutti possono ascoltare, che metta per un attimo tutti nel dubbio se la nostra sia o meno la risposta che di più corrisponde al tempo nel quale viviamo. Questa io credo che sia la vera sfida nella quale si trova da parte del centro-sinistra il Partito Democratico e auspicabilmente anche sull'altro versante. Noi non abbiamo bisogno di avere un sistema politico che vive intorno alla centralità di un uomo che o è troppo amato o è troppo odiato, perché è un sistema anomalo, perché è un sistema moderno di democrazia, deve avere la possibilità del ricambio tutte le volte aperto, non può esserci paura per il sistema, deve esserci interesse perché vincano le mie idee, ma la certezza e la sicurezza che se dovesse vincere il mio avversario comunque non vengono messe a rischio il patrimonio dei valori condivisi, ma semplicemente c'è un'esperienza di governo che è alternativa alla mia dentro un solco di cose tutte condivise. Questa è la sfida del nostro tempo, rispetto alla quale avvertiamo, e io concludo scusandomi per la digressione, ma è difficile non cercare di valutare tutte le esperienze, il patrimonio di conoscenze che abbiamo alle nostre spalle, pensando al che fare, che viene da lontano come interrogativo di chi ha la responsabilità della politica, e il che fare oggi non può non alimentarsi nella consapevolezza che uomini e donne hanno speso per la politica la loro vita, una vita fatta a momenti di grandi riflettori, ma il più delle volte semplicemente di discussioni e di tensioni e qualche volta anche di amarezze, ma che l'esperienza di uomini come Nino Carlos, ma come tanti altri protagonisti meno importanti e meno noti della politica sarda hanno offerto alla crescita della nostra democrazia, nella quale dovremo sentirci ancora molto impegnati.